Allarme PM10, situazione di allerta in quasi tutti i capoluoghi di provincia, l'allarme dei medici, aumentati i ricoveri per malattie respiratorie, lettera del consigliere regionale Zanoni alla Commissione europea, ma resta la divisione sui provvedimenti dei blocchi auto. Era arrivato clandestinamente con un barcone da Lampedusa il tunisino, poi detenuto in carcere a Padova ed espulso perché sospettato di terrorismo. Il dirigente della Digos spiega come è stato scoperto. Manovra all'allarme della CGIL con le novità introdotte dall'esecutivo, c'è il rischio nei prossimi mesi di incremento esponenziale di false partite IVA, sindacati in piazza il 9 febbraio a Roma. Giochi invernali 2026, il governo ha inviato il dossier al presidente del CIO, Palazzo Chigi dà ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura, oneri a carico delle città tranne la sicurezza. Ancora furti nella Marca, nel mirino l'abitazione di un'anziana messa completamente a soqquadro, i banditi cercano anche nella confezione del pandoro. Morto improvvisamente a 73 anni l'ex senatore trentino Erminio Boso, storico esponente della Lega, il cordoglio di Zaia, ricorderemo le tue battaglie sul territorio. Questa sera alle 21:15 nuova puntata di 40, il programma che ripercorre con le immagini del nostro archivio la storia della Marca e del Veneto raccontato da Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, lo avete dunque sentito ora dai titoli. In primo piano l'allarme smog in Veneto con la situazione critica in quasi tutti i capoluoghi di provincia, a partire da Padova dove è scattato nuovamente il blocco auto anche per i diesel Euro 4 e dove i medici si dicono preoccupati per l'aumento di ricoveri legati alla pessima qualità dell'aria. Livello arancio e blocco dei diesel Euro 4, resta alto il livello delle polveri inquinanti a Padova e così almeno fino a lunedì 14 gennaio dalle 8:30 alle 18:30 i veicoli inquinanti dovranno rimanere in garage, una situazione che preoccupa anche sotto il profilo della salute dei cittadini. Rispetto ad altre volte in passato prendiamo atto del fatto che ci sono per esempio un buon numero di pazienti con riacutizzazioni d'asma, cosa che normalmente non avviene in questa stagione. Le statistiche parlano chiaro, questo inquinamento sta portando ad un aumento di ricoveri ma anche di accessi al pronto soccorso. Sia dal punto di vista dei ricoveri e in maniera minore degli accessi al pronto soccorso, notiamo che c'è probabilmente un impatto di questa esposizione atmosferica sulla popolazione di pazienti. I soggetti più a rischio per problemi all'apparato respiratorio sono i portatori di malattie croniche che vedono aggravarsi la loro situazione, ma anche bambini e anziani. Bambini perché tra i bambini ci sono ancora più asmatici che non tra gli adulti, anziani d'altra parte perché sono portatori di una serie di malattie croniche, di molte patologie che a fronte di questa esposizione rischiano di peggiorare tutte insieme. Il fatto che la pioggia, quando arriverà, porti un beneficio immediato e una riduzione del rischio in quel momento è un dato di fatto, ma non basta a eliminare i problemi. Poi c'è un secondo tipo di rischio, e cioè il rischio nel corso del tempo. Allora il fatto di esporsi più e più volte nel corso dell'anno, nel corso degli anni a questi irritanti atmosferici può determinare anche dei danni a lungo termine che non è che vengano ridotti dal fatto che oggi piove o no. Il traffico, secondo le stime, incide per meno del 40% sull'inquinamento, poi ci sono anche il riscaldamento e perfino le stufe a pellet, non resta molto da fare. Non ci resta che fare una piovosa primavera. Dopo la comunicazione dell'ARPAB sul superamento di PM10 anche nel veneziano è scattato il blocco, ma i cittadini non sono affatto convinti della sua efficacia. Superato il limite PM10 anche a Venezia, da oggi scatta il blocco. Nello specifico, livello 1 arancio, quello che vieta la circolazione per tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica, dalle 8:30 alle 18:30 di ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, di autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3.
Mentre per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti termici e delle combustioni, in questi giorni sarà vietato utilizzare impianti a biomassa di classe inferiore alle 3 stelle. Perché non serve a niente, perché allora i superiori Euro 4 possono circolare, chi ha 70 anni può circolare anche con diesel rotto che fa inquinamento tremendo, chi ha gas può circolare, se sono più di 3 possono circolare. Cosa serve? E infatti c'è più traffico che degli altri giorni, non serve a niente. Non so se serve o non serve, è una cosa che ci sono tanti altri inquinanti molto più importanti delle auto. Credo che sia efficace, perché il veloce è minimo, anzi questo potrebbe indurre magari le persone a usare mezzi pubblici, salvo che i mezzi pubblici non avessero altre problematiche. Credo che il problema esista, dovremmo affrontarlo in maniera più strutturale, trovo abbastanza ridicoli i blocchi, perché non sono che risolvano quasi niente. Poi purtroppo la nostra tradizione di Mestre è da questo lato più negativi in assoluto. Io vengo da anni in cui Marghera era ben peggio di adesso, perché se i miei figli sono sopravvissuti a quello penso che non saranno le polveri sottili che li uccidono, anche se c'è un problema che dobbiamo affrontare ma in maniera più seria, credo. La notizia principale oggi anche nelle locandine è proprio quella che riguarda l'allerta smog, addirittura si legge il consiglio dei pediatri: tenete i bimbi a casa. Ma molti genitori non sono d'accordo. Meglio uscire con i bambini, anche perché li tieni a casa per farli annoiare alla fine, magari anche se esci li fai divertire, le poveri soltini spero nel tempo si limiteranno. Speriamo passi presto e facciamo in modo di uscire, non tantissimo, però siamo nati qui e dobbiamo anche fare i conti con questo. Ed ora la situazione smog a Treviso e nella Marca: da un lato i livelli di PM10 che non scendono, dall'altro le categorie produttive che chiedono deroghe sullo stop al traffico, chiedendo di intervenire su chi veramente inquina. 20% da auto e 80% da caldaie vecchie o da altre forme di riscaldamento. Sono queste per gli artigiani trevigiani le fonti di inquinamento dell'aria in tutta la Marca e particolarmente a Treviso, ad oggi la città più insalubre d'Italia, come ha scritto il consigliere regionale Andrea Zanoni a Bruxelles, chiedendo un intervento dell'Europa nei confronti del Veneto. Si stimano in non meno di 100.000 le caldaie obsolete da sostituire in tutta la provincia. Quelle più inquinanti, circa il 10%, sono in fabbriche o capannoni e funzionano con l'olio esausto di automobili e camion, con pessime ricadute sull'aria che respiriamo. Secondo Confartigianato Treviso, è lì che la politica deve intervenire rispetto ai vari blocchi del traffico, che poco incidono sui livelli di inquinamento dell'aria, ma molto sul lavoro degli artigiani, che hanno risolto il problema accordandosi con le amministrazioni comunali. Le ordinanze hanno 1000 deroghe, però mettere in atto o una ricevuta fiscale o un DDT di trasporto dove identifica il luogo di posizione dove io artigiano vado ad operare, o semplicemente un SMS presso la polizia urbana del comune, mi mette in condizione io di poter entrare con l'Euro 3, Euro 4 a seconda dopo dei fermi macchine, insomma. Intanto il comune di Treviso rinnova gli incentivi per caldaie e bici elettriche. Abbiamo messo a disposizione 200.000 euro per un piano caldaie per la mobilità sostenibile con le bici a pedalata assistita, 190.000 euro solo per le caldaie. È un incentivo fortissimo, il più alto mai fatto, e sul sito comune ci sono tutti i documenti per accedere a questo. Belle prospettive, ma intanto proseguirà per tutto il fine settimana l'allerta arancione a Treviso, con il blocco dei diesel fino a Euro 4. Anche perché fino a lunedì in comune non arriveranno i nuovi dati delle centraline, visto che in ARPAV di sabato e domenica non si lavora. Insomma, l'inquinamento dell'aria è un problema che può avere veloci e soprattutto economiche soluzioni sulle emissioni partendo dalle caldaie. 2.000 euro di costo dell'installazione caldaia, incentivo 50% 1.000 euro, più il contributo da parte del comune, che sono a seconda dei comuni 500-700 euro. Fate conto voi, 300 euro, insomma, il privato si porta a casa una caldaia performante. E lasciamo quest'ampia pagina dedicata allo smog e parliamo invece di inquinamento FAS. La CGIL ha presentato oggi un nuovo esposto in procura. Sentiamo.
Abbiamo ritenuto utile consegnare questo esposto per approfondire le possibili responsabilità di questa azienda in relazione ai possibili danni sulla salute che potremmo avere nei prossimi anni. Un esposto, quello consegnato oggi dalla CGIL al procuratore capo Antonino Cappelleri, che si propone di tutelare non solo gli oltre 500 dipendenti che hanno lavorato alla Miteni di Trissino, ma tutta la popolazione che è stata esposta ai famigerati PFAS. Un'azione legale doverosa, dicono, a seguito anche della recente pubblicazione di nuovi studi clinici che dimostrano la stretta correlazione tra gli inquinanti presenti nel sangue e l'aumento significativo di tumori e cirrosi epatiche. La necessità di coniugare fortemente le attività produttive con la tutela dell'ambiente e la tutela della salute. Questo richiama anche responsabilità istituzionali, vuol dire adottare i principi di precauzione, definire i livelli delle sostanze che possono essere usate, le soglie di emissione, le soglie degli scarichi in modo preciso, farlo prima e non dopo che i danni si sono verificati. La CGIL chiede inoltre di essere informata nel caso venisse promossa una richiesta di archiviazione del procedimento Miteni, riservandosi la facoltà di costituirsi parte civile. L'esposto presentato oggi costituisce anche la volontà precisa di ristabilire dei principi irrinunciabili nel modo di fare impresa. Il segnale che noi vogliamo dare con questa azione non è un segnale legato solo alla storia Rimar Miteni, ma è un segnale anche di etica al territorio. Non ci possono più essere aziende che inquinano impunemente in primis i lavoratori e che poi scappano senza assumersi la responsabilità di ciò che hanno fatto. Continuiamo ora con la cronaca da Padova. Violento e pericoloso, minacciava di morte le guardie carcerarie inneggiando ad Allah e all'ISIS, ecco perché è stato allontanato dall'Italia per estremismo islamico il tunisino detenuto al carcere di Padova. Era arrivato in Italia da irregolare, sbarcando al porto di Lampedusa nel 2008, il tunisino di 31 anni allontanato dall'Italia per estremismo islamico, rinchiuso al carcere Due Palazzi di Padova con precedenti penali per rapina, porto abusivo di armi, detenzione di sostanze stupefacenti e utilizzo fraudolento di carte di credito, aveva mostrato chiari segnali di estremizzazione religiosa. Quali sono gli elementi che vi hanno portato a ritenere questo soggetto così pericoloso da essere allontanato dall'Italia? Sicuramente il comportamento violento che il detenuto aveva manifestato nel corso della sua detenzione, arrivando addirittura a minacciare di morte, invocando Allah, all'Akbar, insomma, nei confronti di persone della polizia penitenziaria, ma poi soprattutto il fatto che questo comportamento ha avuto un riscontro nella disamina dei contenuti Facebook dei suoi profili, in cui è risultato visualizzare documenti particolarmente cruenti, in particolare uno sullo sgozzamento di un cristiano con titolo Macerazione lecita di un cristiano. Nella stessa pagina la Digos ha trovato alcune foto del figlio di 5 anni avuto da una cittadina italiana in abiti tradizionali islamici, mentre effettua il gesto del Tawhid, dito indice alzato verso il cielo, ed altre foto dove il bambino è associato a formule di adesione al fondamentalismo islamico, nonché fotografie che riproducono la bandiera dello Stato islamico. Quanto era distante, secondo voi, potenzialmente dal compiere o far compiere degli atti terroristici qui? Diciamo che le investigazioni hanno consentito di raccogliere un po' tutti quegli elementi che in altri contesti di indagine sono risultati determinanti per la commissione di fatti più gravi. Vale a dire altri prima di lui che si erano comportati nello stesso modo e avevano finito col commettere atti terroristici. Diciamo che c'erano degli indicatori, i cosiddetti fattori sintomatici, che nell'ambito del terrorismo internazionale sono risultati altamente pericolosi. Ci spostiamo ora nel Trevigiano, ancora furti nella Marca, stavolta i ladri in azione nel quartiere Sant'Angelo di Treviso, a qualche centinaio di metri da Preganziol nel mirino dei banditi. L'abitazione di un'anziana uscita da casa per una mezz'ora è il tempo sufficiente ai ladri per mettere a soqquadro tutto quanto. Via San Trovaso, ai confini tra i comuni di Treviso e Preganziol, case e villette circondate dalla campagna, una zona tranquilla almeno fino a ieri pomeriggio, quando i ladri, dopo aver forzato questa finestra, si sono introdotti nell'abitazione della signora Sofia Tagliapietra. La donna, 82 anni, è uscita intorno alle 17 per recarsi a casa di un'amica che abita a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Una visita veloce, dopo circa 3/4 d'ora l'anziana rientra e capisce subito che qualcosa non va. Sono venuta dentro e mi sono accorta che qua era tutta roba per terra. E là mi un po'...
Nonostante la paura, la signora si sposta nelle altre stanze, dove nota delle porte che lei aveva chiuso, ora aperte, e diversi oggetti a terra. A quel punto chiama la figlia, è spaventata, non ha nemmeno il coraggio di salire al primo piano. Non sono andata, no, avevo paura. Solo dopo l'arrivo della figlia del genero trova la forza per salire nella zona notte, dove i ladri, alla ricerca di soldi e gioielli, hanno messo a soqquadro ogni stanza, non senza prima essersi preparati delle vie di fuga, lasciando spalancate le finestre che si affacciano sui campi retrostanti. Una volta scesi al piano terra, i banditi hanno rovistato in salotto, cercando i soldi all'interno della stufa e persino nella confezione del pandoro. Alla fine, forse disturbati dal rientro della proprietaria, sono fuggiti, portando via solo alcuni oggetti di bigiotteria, nulla di valore, ma il danno, soprattutto morale, è grande. Il danno morale, quello sì. Tutto per aria, tutto. Per fortuna che non me li sono trovati davanti, dice ora la signora Sofia. Fa male, sì. Si resta scioccati. Ed ora parliamo di economia con l'allarme lanciato dalla CGIL sulle partite IVA legato alle misure adottate in finanziaria dal governo. Manovra quella dell'esecutivo che non piace, sindacati pronti a scendere nuovamente in piazza. La manovra del governo non convince i sindacati pronti a scendere in piazza Roma il prossimo 9 febbraio in una manifestazione unitaria. Diversi punti che preoccupano le associazioni dei lavoratori, tra questi la CGIL Treviso ne evidenzia uno in particolare che riguarda le partite IVA. Il regime dei minimi forfettari allargati in quella modalità con in contemporanea la restrizione dei tempi determinati del decreto dignità può generare indurre alcune realtà, o meglio alcuni imprenditori in alcuni settori, in particolare logistica ma in realtà anche edilizia, a in qualche modo non assumere più le persone a tempo determinato, ma a dirgli: vuoi lavorare con me, apriti la partita IVA. Ma questo è solo uno degli aspetti sui quali la CGIL Treviso concentra la propria attenzione, allargando lo sguardo più in generale alla situazione occupazionale nella Marca. Il sindacato fa una fotografia dell'andamento del lavoro dal 1 marzo 2008 all'inizio della crisi al 30 settembre 2018 e quello che emerge è una grande trasformazione territoriale con aree come quella dei Pieve di Soligo e Vittorio Veneto particolarmente in sofferenza e quelle invece con le maggiori infrastrutture e strade in crescita. Come nei centri urbani più importanti si concentrino nelle situazioni più dinamiche a discapito invece delle zone periferiche della provincia, in particolare quelle della zona pedemontana. Questo è un dato che deve far riflettere, perché quelle zone non vanno abbandonate. La fotografia della CGIL mostra poi come la provincia di Treviso nel periodo in esame abbia guadagnato oltre 13.300 unità, di questi però solo 1.260 a tempo indeterminato. Crescono agricoltura e soprattutto i servizi, ad indicare una terziarizzazione dell'economia. Soffre pesantemente invece l'industria. Perdono oltre 5.600 unità le costruzioni, ma ancora di più il Made in Italy, legno, mobilio e tessile in calo complessivamente di quasi 9.000 professionalità. In generale, laddove c'è un incremento occupazionale, questo non si traduce sempre, spiega il sindacato, in una migliore qualità delle condizioni lavorative, un aspetto che diventa ancora più tangibile quando si analizza il dato relativo all'occupazione femminile. Se da una parte c'è il ritorno della donna nel mondo del lavoro, e questo è un dato positivo, dall'altra parte la qualità del rapporto di lavoro sicuramente è in un settore, quello dei servizi, nella quale, come dicevo prima, appunto la flessibilità e anche la tipologia del contratto ha dinamiche diverse rispetto a quelle che ci sono in altri settori. L'economia sta rallentando, spiega Giacomo Vendrame, non si è ancora recuperato del tutto quanto perso negli anni della crisi e se non arrivano dalla politica misure adeguate, chiarisce il segretario generale, si rischia di tornare indietro. La legge di stabilità fa cassa sui pensionati, quindi non risolve il problema dei consumi, non risolve il problema degli investimenti, non risolve i problemi veri dello sviluppo del nostro Paese e quindi impoverendolo il Paese o non rilanciandolo. Giochi 2026, il governo ha inviato il dossier al presidente del CIO, la cerimonia di apertura allo stadio di Milano, la chiusura all'arena di Verona. Quanto alle gare, la libera maschile di sci alpino a Bormio, 14 i siti olimpici previsti divisi in 4 cluster, Milano, Valtellina, Cortina e Val di Fiemme. Nel capoluogo lombardo sono previsti hockey, pattinaggio artistico e short track. In Valtellina protagoniste le piste di Bormio e lo Stelvio per le prove dello sci uomini, a Livigno lo snowboard
e il freestyle. In Val di Fiemme invece è previsto il pattinaggio di velocità a Tesero e il Fondo, mentre a Predazzo sono previste le gare di salto con gli sci. Cortina sarà protagonista in città con il curling. Al centro e Monti in programma le gare di bob e slittino. Anterselva in Alto Adige sarà il centro del biathlon, gran chiusura poi all'Arena di Verona, ma sentiamo ora di questo dossier che è arrivato al CIO. La notizia è arrivata ieri in serata ed è rimbalzata subito in tutti gli uffici. Il governo ha firmato la lettera di candidatura congiunta di Milano e Cortina alle Olimpiadi Invernali 2026. Il documento, indirizzato al presidente del CIO, dà le proprie garanzie in tema di rispetto dei diritti umani, osservanza delle leggi, contrasto al doping, mantenimento della sicurezza. Il dossier con 40 chiavette con tutti i documenti richiesti ha preso il treno ieri sera con destinazione Losanna. La notizia è arrivata dal Comitato Esecutivo Milano Cortina 2026. Soddisfatto il presidente della regione Luca Zaia, ottima notizia, grazie al governo, commenta, che si affianca ufficialmente in questa corsa tanto complessa quanto entusiasmante. Ora, ha aggiunto il presidente, vale il motto uno per tutti, tutti per uno. Per quanto riguarda gli oneri a carico dello Stato, ci saranno solo i costi necessari a garantire la sicurezza. Fin dall'inizio, infatti, il Movimento 5 Stelle, dopo il ritiro di Torino, aveva sempre sostenuto che i costi sarebbero stati interamente a carico delle regioni Lombardia e Veneto e dei due comuni ospitanti. Nei giorni scorsi una missiva inviata a Roma a firma dei sindaci Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina e dei governatori Attilio Fontana e Luca Zaia, i comuni e le regioni si erano detti pronti alla firma di un accordo a 4 per assicurare la copertura degli oneri finanziari per organizzare e gestire i giochi, con l'impegno a rifondere l'eventuale saldo negativo tra incassi e costi sostenuti dallo Stato. Il governo però, sempre secondo fonti, non sarebbe intenzionato a sostenere alcun onere al di là di quelli per la sicurezza. Oggi il dossier italiano è stato recapitato al CIO, esulta Giancarlo Giorgetti, sottosegretario allo sport. Sono soddisfatto per il via libera alle condizioni concordate, un bel segnale, ora vinca il migliore. Ed ora ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Si è spento improvvisamente nella notte Enzo Erminio Boso, aveva 73 anni, fu tra i fondatori della Lega Nord in Trentino, senatore dal 1992 al 1996, conosciuto in tutta Italia per il suo carattere focoso e per le sue battaglie anti-americane e anti-euro. Il cordoglio del governatore Zaia e la scomparsa di Erminio Boso, ha detto, è un fulmine a ciel sereno per chi come me lo conosceva bene, l'avevo incontrato durante l'ultima campagna elettorale che aveva incoronato Maurizio Fugatti, suo pupillo da sempre, a presidente della provincia di Trento. Boso rappresentava lo spirito della Lega della prima ora e si era sempre battuto per un trentino leghista, un sogno che ha fatto a tempo a realizzare. E questa sera alle 21:15 nuova puntata di 40, il programma che ripercorre con le immagini del nostro archivio la storia della Marca e del Veneto, raccontato da Antenna 3. Ospiti della serata Sebastiano Rizzo, uno dei redattori dei nostri primi telegiornali, Yvonne Tordini, storico capo di gabinetto della provincia di Treviso negli anni della presidenza Marton, e il nostro meteorologo Giancarlo Iannicelli con le immagini delle sue prime previsioni televisive. Intanto vi diamo un'anticipazione con un servizio del 1986 dedicato, pensate, alle piste da sci sulle pianezze e il Monte Cesen a Valdobbiadene. Queste immagini si riferiscono al primo giorno di agibilità delle piste di Monte Cesena a Pianezze dopo 2 anni di chiusura per l'impossibilità di essere raggiunte per strada o seggiovia. Anche questa riapertura, pur non confortata da una massiccia presenza di sciatori, ma la neve era caduta solo il giorno prima, può essere il simbolo di una stagione sciistica e turistica che durante le vacanze di Natale ha fatto registrare il tutto esaurito ed un notevole aumento di presenze in tutte le località montane del Veneto. La stagione, come ormai tradizione meteorologica da molti anni, continuerà sino a primavera, ma è già possibile stilare un primo positivo bilancio. Ovunque non molta neve, ma alberghi e appartamenti
punti esauriti. A Cortina le presenze sono salite del 7% rispetto allo scorso anno e la punta massima di presenze è salita a 35.000 tra Natale e Capodanno. A Falcade l'incremento turistico è stato del 5%, mentre vertici del 18% in più si sono avuti ad Asiago e del 20% a Bosco Chiesanuova. La neve, si diceva, è arrivata tardi, ma le abbondanti precipitazioni dell'altro ieri hanno reso dappertutto perfette le condizioni delle piste e gli operatori del settore prevedono un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni. Tra l'altro nelle varie località in febbraio e oltre sono previsti sconti, agevolazioni e combinazioni particolari che non possono che invogliare chi ha sinora preferito il tradizionale Natale con i tuoi. Ad Asiago una settimana bianca costerà da 450 a 200.000 lire, a Falcade da 350 a 150.000 lire. I prezzi sono caduti come la neve, ora non resta che calzare sci e scarponi. Prima di 40 però non perdetevi il consueto appuntamento con 20 e 10, dopo quindi il TG di Treviso. Parleremo di reddito di cittadinanza e delle polemiche sulla manovra con Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle del Veneto. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sarà un sabato ancora in compagnia del bel tempo. Sul Veneto la costante presenza dell'anticiclone garantirà un tempo stabile e anche ampiamente soleggiato. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con pochi nubi a carattere sparso un po' su tutte le province della nostra regione. Temperature minime comprese tra i -4 e -1 gradi, massime tra i 4 e 5 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto. Anche sulla nostra regione sarà l'alta pressione a dominare. Avremo dunque una giornata di bel tempo con tanto sole e un cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra i -3 e -1 gradi, massime oscillanti tra i 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori, salvo per innocchio addensamenti al mattino. Locali nevicate a bassa quota sulle Alpi di confine. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime tra i 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.